incontro positivo. Oggi ci siamo trovati, ci siamo un attimo confrontati su quanto è emerso nella problematica relativa all'IMU. Ci sono molti problemi al tavolo, abbiamo chiesto l'intervento dell'ANCI affinché si faccia parte propositiva per risolvere alcuni dubbi. Di questi, in modo particolare, chiediamo che venga inserito l'obbligo dichiarativo per il 2013 sui versamenti effettuati IMU 2012. Poi abbiamo chiesto che venga anche previsto un qualcosa riguardanti i rurali, che attualmente sono un po' così incerti, in quanto devono ancora essere accatastati, non si sa se ci saranno delle proroghe, e quindi lì c'è un po' difficile andare a determinare quale sarà appunto il gettito. E dopo la possibilità di pagare gli IMU attualmente in aliquote base, visto che i comuni non sono ancora in grado di determinarle singolarmente, e poi anche di stabilire un codice tributo non unico, come si sta ventilando l'ipotesi, uno per l'erariale e uno a favore del comune, ma quello del comune suddividerlo nelle varie codifiche, come era prima l'ICI, quindi per abitazione principale, per altri fabbricati, per terreni agricoli e per aree edificabili.